Piccoli e poi il gruppo. I numeri di gara: per De Pasquale il 106, per Seniuskin, Eugeni Seniuskin il 49, per Contrini il 112. A pochi secondi il terzetto con Serigato, Valoti e Piccoli, e poi il gruppo a 35 secondi. In merito a quello che ha detto Stanga, Bly Levens non è in grado di tirare delle volate, perché appena prende vento rimbalza indietro, a differenza di Martinello, che invece è bravissimo a tirare le volate ai compagni di squadra. Quindi l'unica soluzione è quella che Bly Levens si metta alla ruota di uno dei velocisti più forti, non so, Svorada, Cipollini o 40, e Martinello invece faccia anche lui una volata per conto suo in un altro velocista. Però non tutti i corridori sono in grado di tirare le volate ad altri, bisogna avere delle caratteristiche particolari. È vero, Maurizio Fondries? Ma sicuramente è uno che nasce come Bly Levens, come velocista puro, o anche Cipollini. Secondo me ha la mentalità del leader e vuol farsi la volata per conto proprio. Uno invece come Martinello, che prima, ricordiamo che è velocissimo Martinello, però all'inizio carriera tirava le volate agli altri, sicuramente ha un po' più di mestiere. Ed eccoci sui battistrada, mentre la dottoressa Vinciguerra, che è capo ufficio stampa della corsa, ci ha portato un comunicato stampa nel quale c'è scritto che l'Associazione Internazionale dei Giornalisti di Ciclismo, a proposito della decisione dell'Asso Gruppi comunicata da Moreno Argentin di impedire ai propri associati di lasciare interviste, mentre vediamo questo sprint, attenzione, Intergiro. siamo all'Intergiro ed è Contrini che si impone davanti a De Pasquale e Seniuskin. Allora, l'Associazione Internazionale dei Giornalisti di Ciclismo, a proposito della decisione dell'Asso Gruppi comunicata da Moreno Argentin di impedire ai propri associati di rilasciare interviste alle testate appartenenti alla RCS Editori e alla RAI, respinge con fermezza quello che ritiene un attentato alla libertà di stampa. Infatti l'associazione non può tollerare discriminazioni di alcun tipo nell'ambito di una manifestazione sportiva a carattere internazionale. Non solo non è ammissibile, secondo l'associazione, che problemi tecnico-politici tra una parte delle squadre che partecipano al Giro d'Italia 2000 e gli organizzatori delle manifestazioni stessa vengano trasferiti nella sfera dell'informazione generale. L'Associazione Internazionale dei Giornalisti di Ciclismo chiede all'Assogruppo di recedere immediatamente dalle posizioni assunte a proposito dei rapporti corridori stampa. Ecco, mi sembra che questo tanto temuto e reclamizzato silenzio stampa in effetti non ci sia stato, in quanto che i nostri due colleghi in corsa, Bulbarelli e Fabretti, hanno intervistato tutti i direttori sportivi. Il silenzio stampa viene attuato dai corridori, mentre i direttori sportivi possono parlare. Difatti quest'oggi al processo alla tappa ci sarà Giancarlo Ferretti, direttore sportivo della Fassa Bortolo, e bisogna dire che questo silenzio stampa è attuato da solamente una parte dei gruppi sportivi, e cioè proprio quelli che fanno parte dell'Asso Gruppi. Non fanno parte dell'Asso Gruppi la Mercatone 1 e la Cantina Tollo, di squadre che sono presenti, squadre italiane presenti al Giro d'Italia. Fabretti. Sì, a proposito della protesta, però volevo sottolineare come questa mattina al villaggio di partenza, nelle consuete interviste che noi facciamo e realizziamo anche per le nostre trasmissioni della sera e della notte, i corridori non ci hanno parlato. Solo a titolo personale qualcuno si è sbottonato, ha rilasciato qualche brevissima dichiarazione, però devo dire che la protesta è piuttosto ferma, piuttosto decisa. E sembra che quest'oggi non vadano alla premiazione, alle vestizioni delle varie maglie da leader. E qui potrebbero incorrere anche in sanzioni pecuniarie, attenzione. Sì, perché poi queste sanzioni vengono date dalla giuria e non dall'organizzazione. Giuria internazionale, mentre ora vediamo inquadrato Contrini, siamo nel gruppo di testa, i più immediati seguitori sono stati ripresi, quindi al comando abbiamo un terzetto composto da Maurizio De Pasquale, il numero 106 della Linda McCartney, la prima formazione britannica che sia venuta al Giro d'Italia. Poi il rappresentante della Bielorussia, Eugenio Seniuskin, il 49 della Panaria Gaerne.
poi della Liquigas Sfata Daniele Contrini, il 112. Contrini che si è aggiudicato l'Intergiro. Maurizio. Io volevo entrare non proprio in merito al discorso dello sciopero, però io vorrei ricordare, se avete visto lo spettacolo che abbiamo visto ieri sulla salita, tutta quella gente. Io penso che giusto, il Giro d'Italia ha una grandissima storia, però i protagonisti sono i corridori, e penso che sia giusto riconoscere una parte ai gruppi sportivi e ai corridori. Questo è il mio pensiero. E intanto dal gruppo sono usciti l'olandese Morenaut, il numero 55 della Farfrit, maglia grigia, e con il numero 68 Alessandro Petacchi della Fassa Bortolo. Speriamo che questa questione si risolva. Per dire, ieri ero con mio figlio e ha sentito di questa questione. Allora a un certo punto mi ha detto: ma papà, ma se i corridori vengono interrogati dai giornalisti e loro non rispondono, cosa li cacciano a casa? Ho detto no, è solo un silenzio stampa, anche perché ci sono dei problemi di soldi tra i corridori e l'organizzazione. Allora lui mi ha detto: beh sì, i corridori hanno anche un po' ragione, le squadre hanno un po' ragione, perché con tutte quelle biciclette che comprano spendono un pacco di soldi. Questa è stata ma ne parleremo. E sarà proprio uno dei motivi fondamentali del processo, anche perché non presentarsi significa non far vedere la pubblicità in televisione. Comunque se c'è questa disputa ci saranno delle ragioni, però mi sembra che questa questione poteva essere risolta prima del Giro d'Italia. E adesso basta con questa protesta, dovevamo per forza, giustamente, per i nostri obblighi giornalistici segnalarvi questo comunicato stampa. Adesso occupiamoci della corsa, che è quello che interessa gli spettatori. A proposito, l'ascolto sta andando molto bene. Il Giro d'Italia alla grande. Beh, c'è grande interesse, l'ha detto prima Maurizio, non solo davanti alla televisione, ma ieri abbiamo visto una marea di gente, veramente un grande spettacolo, e poi la corsa è stata molto bella, come è bella anche adesso, perché c'è questa fuga con questi tre corridori. Contrini che sta tirando veramente forte, quest'anno è ripartito benissimo, è stato leader per qualche giorno al Giro della Malesia, poi una caduta, rottura della clavicola, ha perso un paio di mesi, si è ripresentato e adesso è qui all'attacco. Un corridore che va veramente forte in pianura, però non conclude molto. Hanno superato il ponte sul fiume Adige, le province attraversate oggi: Pistoia, Modena, Bologna, Ferrara, e si conclude poi provincia di Rovigo e si conclude in provincia di Padova. All'inseguimento abbiamo visto Petacchi e Morenaut. Petacchi è stato impeccabile nel tirare la volata al compagno di squadra Konicev a Vasto, dove appunto c'è stata la vittoria di Konicev, e Morenaut, che è un corridore olandese. L'anno scorso vinse una tappa in una corsa in Spagna, mi sembra al Giro dei Paesi Baschi, batté Secchiari. L'anno scorso correva nella Rabobank e adesso corre appunto nella Farmfrit. Sono due ottimi passisti, potrebbero anche rientrare sui primi tre. Situazione quindi della corsa con tre uomini al comando, due inseguitori, il gruppo, pochi secondi tra i battistrada e il gruppo. Con questa situazione break pubblicitario. Pedro José, vamos a la fiesta. Música, dance, muchachas. Música y dance. Muy fatigoso. Mira el dito. Pedro, ¿es estate? Seguro? Si sente quando è estate, perché ha un gusto irresistibile. Allora, ¿me gusta la fiesta? Me gusta, me gusta. Si sente quando è estate. All night long, only for me. Our house is a very, very, very fine house with two cats in the yard. Life used to be so hard. Now Mettimi a disposizione almeno un motorino. Ogni giorno Crodino regala uno splendido scarabeo Aprilia. Arrivederci, grazie. Ma perché non metti in moto? Perché se corro mi si spegne la fiaccola. Crodino, l'analcolico biondo, fa impazzire il mondo.
Buongiorno 187, sono Bianca. Io invece sono Nero. Con una giornata così devo restare a casa ad aspettare una telefonata. O perdo la telefonata o perdo la bronzatura. Esca tranquillo, con Telecom Italia c'è il servizio trasferimento di chiamata, che devia le chiamate verso un altro numero a sua scelta, anche sul suo telefonino. Gioventù bruciata. Trasferimento di chiamata di Telecom Italia. Richiedilo al 187, un numero fatto di persone. Mancano 36 km alla conclusione di questa 10ª tappa, San Marcello Pistoiese Padova, 248 km. Questa è la situazione, 3 uomini al comando e li vedete perché siamo in diretta. Maurizio De Pasquale, il rappresentante della Bielorussia, Eugeni Seniushkin, Daniele Contrini, a 31 secondi l'olandese Morenaut e Petacchi, il gruppo 52 secondi. Quante chance hanno? Non ne hanno molte, anche perché adesso ci saranno gli uomini delle squadre dei velocisti a tirare l'andatura. Il favorito di quest'oggi è Mario Cipollini. Perché? Perché negli ultimi 3 anni è stato lui che ha vinto sempre la 10ª tappa e quindi potrebbe vincere per la quarta volta consecutiva la 10ª tappa. All'inseguimento del 31esimo successo del record di Guerra che nel 31 nella 19ª tappa indossò, tappa che si concludeva a Mantova nella sua città natale, per la prima volta la maglia rosa. Allora, dopo 209 km all'Intergiro di Rovigo, tempo impiegato 5 ore, 55 primi 40 secondi, la media 35.958. I passaggi all'Intergiro: Daniele Contrini, Maurizio De Pasquale, Eugeni Seniushkin, Mariano Piccoli, Paolo Valotti, Kos Morenauts, Dimitri Konishev, Andrea Ferrigato, Bradley Meghi e Recinella. Nelle ultime 3 giornate abbiamo assistito a degli exploit veramente grandiosi. McKenzie con una fuga da tempi antichi, con una fuga che si è conclusa positivamente. Devo dire che per la prima volta, mentre con il numero 49 vedete inquadrato Eugeni Seniushkin, per la prima volta non hai detto no, non ha nessuna chance di vittoria. Sinceramente prima della salita avevo qualche dubbio che la fuga potesse concludersi positivamente, poi dopo la salita mi sono ricreduto, perché dietro non c'è stata collaborazione immediatamente e soprattutto McKenzie ha tenuto molto bene. Tanto vediamo anche il contachilometri di Seniushkin. Ma sentiamo Bulbarelli e poi concluderemo sul discorso tecnico delle ultime 3 tappe. Mancano in questo momento 33 km all'arrivo, sono accanto all'autovettura del medico dottor Branca. Ci sono notizie sull'incidente di Variale, confermata la frattura del femore. Sì, è stato sottoposto a accertamenti radiografici all'ospedale Ferrara che hanno confermato la frattura del femore destro. Poi ci sono problemi anche per Parrapinto, il colombiano, e per Kron, la maglia verde. Sì, Parrapinto è rimasto coinvolto nella stessa caduta di Variale, ha una sospetta frattura al polso di destra, però riesce a continuare e dopo la tappa verrà sottoposto a radiografie. Invece la maglia verde è caduta all'inizio della tappa, anche lui ha riportato il trauma al gomito di sinistra, continua la gara ma verrà poi sottoposto a radiografia anche lui al termine. Quindi il colombiano sospetta frattura del polso e Kron del gomito. Queste le notizie mediche dalla corsa. Mentre la situazione, 3 uomini al comando, il gruppo ha riassorbito i più immediati inseguitori. De Pasquale, Seniushkin e Contrini al comando con una quarantina di secondi nei confronti del gruppo tirato, come vedete, dagli uomini della Saeco e dalla Mobilvetta. Vogliamo concludere questi 3 episodi di grandissimo spessore tecnico e atletico. Allora, McKenzie, poi Axel Merckx e poi Casagrande. Sì, McKenzie è riuscito a vincere dopo una fuga di 160 km. Axel Merckx
invece è riuscito ad entrare in una fuga ad una cinquantina di chilometri dall'arrivo. Situazione via Sarta. Poi ci sono stati gli scatti di Di Luca, il gruppo ridotto a 4-5 unità. Nella discesa conclusiva, a 15 km dal traguardo, Axel Merckx è stato tamponato da Gutierrez, è finito in una scarpata, è riuscito a rimontare in bicicletta e tutto solo a rientrare a 5 km dal traguardo. È riuscito a riprendersi quei 20 secondi che la caduta gli avevano causato di ritardo. Non contento di ciò, dopo 3-4 km a ruote è riuscito a ripartire a 1300 metri dal traguardo. Veramente un'azione bellissima per Axel Merckx, alla sua terza vittoria in carriera, la seconda in Italia perché la prima la ottenne a Sacile qualche anno fa. San Marcello Pistoiese, Padova, 248 km, tanti si muovono anche gli uomini della Mapei, perché? Ma per tenere Tonkov davanti, adesso c'è questa strada, sono lunghi rettilini, c'è un leggero vento trasversale, non vogliono correre pericoli anche perché le cadute frequenti fin dall'inizio del giro ed è meglio stare davanti, non correre questi pericoli. Tra l'altro dobbiamo dire, ecco guardate, vedete proprio il vento, con questa immagine dell'elicottero era proprio bello vedere le squadre tutte organizzate, vedete proprio i vari treni, sulla destra la Mercatone 1, poi Mobilvet e Saeco che stanno tirando in collaborazione, poi sulla sinistra gli uomini della Mapei, poi anche un paio di uomini della Linda McCartney, poi gli uomini della Vini Caldirola. Veramente tutte queste macchie di colore proprio cercano di stare uniti perché se succede qualcosa sono pronti a rimediare. Gli uomini di Pantani li vediamo sulla destra, facilmente riconoscibili per la maglia gialla. E adesso dobbiamo dire di Pantani e Garzelli. Ieri è stato... Questo è Bortolami al centro col caschetto giallo. Bortolami, mentre vedete anche Axel Merckx. Bortolami che vinse una Coppa del Mondo, nella scia di Bortolami c'è la maglia rosa. Ed è lui che cerca di pilotare la maglia rosa, lui che è un ottimo passista, un corridore che adesso appunto sta facendo un ottimo lavoro di gregariato e Casagrandi rimane nella sua scia. Vedete come cerca di stare all'esterno, non si intrupola al centro del gruppo, zona più pericolosa per le cadute, quindi preferisce rimanere all'esterno. Naturalmente la fatica maggiore la fa Bortolami, che infatti vedete che sta al vento e si fa una fatica terribile perché c'è un 20-30% di sforzo in più nello stare al vento. I tre uomini al comando sulla sinistra, il gruppo sulla destra, 50 i secondi che dividono i tre battistrada, che ricordiamo sono Maurizio De Pasquale, Seniuskin e Contrini. Attenzione perché adesso si è portata la Mercatone 1 in testa. Si è portata in testa... Ecco, cosa significa questa mossa tattica? Ma non lo so, adesso bisognerà vedere se c'è un po' di vento laterale e probabilmente cercano di fare un ventaglio. Staremo a vedere perché in ultima e penultima posizione sono Pantani e Garzelli, capitani delle squadre. Garzelli che ieri ha dimostrato che il ruolo che gli era stato assegnato all'inizio del giro, prima dell'improvviso rientro di Pantani, era giusto. Garzelli che in carriera ha vinto un giro della Svizzera, Garzelli di Besano, in provincia di Varese, un paese che ha avuto un altro ottimo corridore vincitore del Giro della Svizzera, vale a dire Fezzardi, che è al Giro d'Italia come pubbliche relazioni, come factotum della Lampredaeken. Eccoci con Pantani. Pantani che sta pedalando in agilità, i suoi uomini. Ecco, vedete, è interessante, vedete che subito l'attacco della Mercatone 1, anche gli uomini della Mapei si sono portati davanti, non vogliono correre pericoli, con Tonkov che è il quinto della Mapei, poi anche gli uomini della Vini Caldirola Sidermecca. Vedete, il gruppo sta tutto sulla sinistra perché il vento è leggermente favorevole ma che ti ispira da destra. E quindi chi vuole sorpassare il gruppo da destra fa una fatica terribile perché prende tutto il vento in faccia. E intanto vediamo Lefebvre, che è il team manager della Mapei, qui che è al microfono del collega della televisione belga di espressione fiamminga, sorride, un sorriso ambiguo anche perché Lefebvre, e tu lo puoi confermare, considera poco le corse a tappe, molto le corse in linea. Il suo motto è in fondo: una corsa a tappe non è che l'insieme di 23 corse in linea. Sei d'accordo? Ma la Mapei ha ottimi, intanto guardate la velocità, superiore a 60 all'ora. La Mapei ha ottimi corridori da corse in linea, Musseu, Bartoli, Bettini, straordinario vincitore della Liegi, Tapi, Stella, Stels, veramente tanti, e ha per il momento un solo corridore da corsa a tappe che è Tonkov. Pertanto hanno deciso
tatticamente di puntare su Tonkov, e potrebbe essere anche l'ultima chance per il corridore russo per la classifica al Giro d'Italia, per le tappe e alla grande al Tour de France, perché c'è Tafi, c'è Bartoli, c'è Stell, c'è Musseu. Sono tanti, possono veramente... Tanto si rialzano gli uomini al comando, questa scurriata della Mercatone 1 ha praticamente annullato il vantaggio dei tre al comando, e dal momento che mancano ancora 30 km all'arrivo si rialzano. 30 km alla conclusione, tutto da rifare, gruppo compatto. Adesso cosa può succedere? Vedremo ancora i gialli della Mercatone 1 tirare, o passeranno il testimone ai rossi della Saeco o agli azzurri della Mobilvetta? Vediamo. Per il momento non c'è tanto vento laterale, difatti vedete il gruppo abbastanza largo sulla sede stradale, e secondo me si rialzano o comunque rallentano l'andatura. 30 km alla conclusione di questa 10ª tappa, San Marcello Pistoiese, Padova, 248 km, tutto da rifare, gruppo compatto. Attenzione, vedete il campione del Belgio Dirksens in terza posizione, testa a testa tra i gialli della Mercatone 1 e gli uomini della Lampredike, in primo piano di Pantani. Comunque bisogna elogiare Marco Pantani, perché dopo i quasi 7 minuti che ha preso ieri è comunque qui a lottare nelle prime posizioni, a cercare la condizione che comunque sta arrivando piano piano. E vediamo in seconda posizione quel Simone Borgheresi, che ha recentemente vinto il Giro del Trentino grazie al successo nel cronoprologo. In un primo momento la maglia era stata data a Ruska, poi al rappresentante della Repubblica Ceca venne tolto il simbolo del privato. Si è però rifatto un secondo posto alla Tirreno Adriatico, un secondo posto al Giro del Trentino, si è rifatto alla grande al Giro d'Italia. Vincere la prima maglia rosa vuol dire già avere un bilancio più che positivo in un Giro d'Italia. Semisconosciuto, riuscito a vincere il prologo del Giro d'Italia, e adesso è ancora abbastanza in alto nella classifica generale. Domani potrebbe fare un'altra grande cronometro. Allora, continuano a tirare a fondo gli uomini di Pantani e di Garzelli. Bisognerebbe chiedere a Martinelli, che è in ammiraglia direttore sportivo. Non mi sembra che ci sia un vogliamo grosso poi passare, che appunto contrario, quindi Allora Fabretti ci informa tramite Eugenio De Paoli che non c'è vento. Allora, è possibile sapere dal direttore sportivo della Mercatone 1? Per carità, grazie, sì, appena è possibile, logicamente. Eccoci, Bulvarelli. 27 km all'arrivo e gli uomini in giallo tutti davanti. Chiediamo spiegazioni. Ma c'è solo una spiegazione: non vogliamo rischiare, e poi nei finali come questi tutti vogliono stare davanti, perciò preferiamo tirare, anche perché è vento favorevole, non è che sì, si fa fatica, però meno che rischiare a metà gruppo. Solamente per questione di sicurezza? Sì, sicuramente, perché noi non abbiamo né il velocista, anche se Fontanelli potrebbe fare qualcosa, però si vede che Marco ha visto un po' di rischi, e stando a limare a metà gruppo ha preferito stare davanti. Tolgo una curiosità, Martinelli, ma si vedrà mai un Pantani aiutare Garzelli in questo giro? Ma io credo che Marco sia capace di fare anche questo, però adesso aspettiamo la cronometro di domani e poi il verdetto sulle montagne. 26,5 all'arrivo, a voi la linea. Davide, ecco, queste situazioni tattiche sono studiate in partenza o avvengono così all'improvviso? Avvengono all'improvviso, anche perché può dipendere dal vento, può dipendere dalla situazione della corsa, e io penso che questa situazione della Mercatone 1 sia nata proprio dal vento favorevole. Forse la Mercatone 1 non vuole correre rischi, quindi si è portata al comando. Come diceva prima Martinelli, c'è vento favorevole, si può andare a 60 all'ora, un po' di fatica la fanno, perché a ruota si fa sicuramente meno fatica, però adesso sono l'intento, e poi non si sa mai, perché se il vento si alzasse un pochino e diventasse laterale potrebbe succedere qualcosa, anche se è difficile. E intanto il ritorno di Pantani ha riportato alla ribalta il Jolly Roger, l'allegro ruggero, il teschio con le due tibie, che era il simbolo dei pirati. Professore, lei sa dirvi qualcosa di questo castello? Lei che è sempre puntualissimo, bravissimo. Il castello di Monselice, poi qui siamo
alle falde dei Colli Eugani, che sono degli antichi vulcani spenti, che hanno una loro autonomia geologica dalle prealpi e dai Colli Iberici e sono ricchissimi di sorgenti termali calde, vanno benissimo per curare reumatismi e sordità rinogene, eccetera. E lei di sordità se ne intende, essendo Torino Ingoiata. Ho come testimone Cassani, che può assicurarvi che non ci eravamo assolutamente messi d'accordo. Pensavo, speravo di mettere in difficoltà il professore, non ci sono riuscito, è bravissimo. Medico, radioamatore, storico. Tutto. E ora sentiamo il parere di uno che di ciclismo se ne intende. In cabina di regia abbiamo un campione del mondo che è Maurizio Fondri e sta accanto a me un altro campione del mondo, vincitore anche di quanti giri d'Italia? 2. Vale a dire Saronni. Allora, chi vince la tappa oggi, chi vince il giro? Ah beh, 2 domande difficili. Difficili perché sai che non sono bravo nei pronostici. Però chiaramente l'avete detto voi, il velocista di riferimento oggi è sicuramente Cipollini, i quali le altre corridori veloci del gruppo cercheranno di fargli uno sgambetto. Per ciò che riguarda la vittoria del giro è ancora prematuro, però sono 7-8 corridori che sono ancora tutti vicini e possono fare bene a questo giro. Abbiamo detto che la bellezza di questo giro è appunto l'incertezza, parecchi pretendenti al successo finale, nessuno superiore all'altro, quindi un finale da seguire, un finale alla grande. Ma le corse sono belle quando sono incerte. Purtroppo ieri, come già avete detto voi, abbiamo perso leggermente un grande personaggio come Pantani. Perso leggermente, poi mi puntualizzerai questa tua espressione. Vabbè, perso leggermente nel senso che una tappa non fa sicuramente la storia di un Giro d'Italia, anche se 7 minuti sono tanti, ma io credo che tutti noi e i tifosi, gli sportivi non si dovevano aspettare il grande Pantani qui. È già tanto che sia al Giro, quindi un bravo a Marco che ha voluto onorare il Giro d'Italia. Per ciò che riguarda gli altri corridori, ripeto, sono 7-8 atleti che sono in pochissimi secondi, domani c'è la cronometro, possono rientrare altri corridori e poi non dimentichiamo tutti i tapponi che possono ancora riservarci delle grandi sorprese. Cosa ci può riservare questo finale? Il tuo favorito per lo sprint finale, c'è il tuo Svorada? Beh, io credo che 40, Cipollini, Svorada, Blilinves e tanti altri velocisti, perché sono ancora parecchi in gruppo, possano far bene. Io comunque mi auguro che non succeda niente, primo, e che vinca il corridore più veloce. Tu Simoni? Simoni è un buon corridore sicuramente, ieri è rimasto benissimo coi primi, non è un corridore appariscente, però speriamo che sulle Dolomiti possa fare qualcosa di buono. Grazie a Beppe Saronni, ritorniamo in corsa, gruppo compatto, dovremmo essere ormai a 25, il cartello dei 25 km è già stato superato, disposti a ventaglio. Ecco, i ventagli sono un po' il punto debole dei corridori italiani. Sì, perché non siamo abituati a fare ventagli, di solito in Italia c'è poco vento, a differenza del Belgio e dell'Olanda. Per il momento la Mercatone 1 si è spostata, adesso il gruppo ha rallentato l'andatura. Oggi i velocisti non possono farsi scappare questa opportunità perché fino a lunedì volate non ce ne saranno più. Lunedì tappa di Brescia, perché poi ci sarà la cronometro, poi la tappa di Feltre che presenta una salita nel finale, poi i 2 tapponi dolomitici e poi finalmente lunedì altra tappa per velocisti. Auro, dove sei posizionato? Io sono in coda al gruppo, ho appena indossato il caschetto Dimitri Konishev, maglia ciclamino, leader della classifica punti. Poco fa ho incrociato lo sguardo di Matteo Tosatto e mi ha fatto capire che oggi ci proverà, dal momento che arriva anche lui non proprio a casa, dal momento che è un trevigiano, ma avrà molti tifosi ad aspettarlo, quindi Konishev e Tosatto magari potrebbero aiutarsi e la maglia ciclamino potrebbe aiutare Tosatto. E Tosatto l'abbiamo visto interpretare alla grande, anche se non vincendo, ma piazzandosi parecchie volate qui nel suo Veneto, di Castelfranco Veneto, la città del Giorgione, mentre ora vediamo gli uomini di Cipollini in testa. Ecco, io volevo chiedere al direttore sportivo della Saeco Valli e Valli cosa significava quella grande tirata da parte degli uomini della Saeco Valli e Valli con Cipollini nelle prime posizioni. Tutti a quel punto avevamo pensato che Savoldelli avrebbe indubbiamente interpretato alla grande la tappa.
Ma sai, per Savoldelli ieri l'obiettivo era quello di salvarsi. Non ama le salite dure, non essendo uno scalatore puro, anche perché lui non è 60 kg come altri scalatori, è 66-67 kg. Ha perso un po' troppo. Bisogna dire però che la Saeco ha fatto una grande squadra per Cipollini, però non ha uomini a sufficienza per aiutare Savoldelli. Difatti ieri è passato al Gran Premio della Montagna di San Pellegrino in Alpe con 2 minuti di ritardo da Casagrande e solamente 1 minuto e mezzo, anzi 1 minuto e 20 da Tonkov. Se avesse avuto 2 o 3 compagni al fianco poteva addirittura rientrare, invece è rimasto solo, sono cadute sulle sue spalle l'onere del tirare e ha perso ulteriormente terreno. Quindi una Saeco molto forte per le tappe in pianure, un po' più debole per le tappe in salita per Savoldelli. 20 chilometri alla conclusione, il che vuol dire mezz'ora. Professore, lei può descriverci anche, visto che a questo punto Nazareno Balani è scatenato alla ricerca di monumenti, di bellezze, proprio per mettere a dura prova le sue conoscenze architettoniche della regione. Ripeto, siamo a Padova. Penso che sia un'antica villa nella zona di Battaglia Terme. Dovrebbe chiamarsi Villa Esatto, 10 e lode. Villa Selvatico credo che sia. 10 e lode, professore. Naturalmente Nazareno, già attenzione però, non perdiamo di vista quello che succede in corsa, siamo ormai a 20 km dalla conclusione, si cerca di evadere dalla stretta sorveglianza degli uomini, dei velocisti. Ecco che la regia ci ripropone lo scatto del numero 168, vale a dire di Verhoeven, Hart Verhoeven, un olandese della Rabobank. Scatta Verhoeven, è un uomo della Passaportolo che gli si mette a ruota, è uno della Linda McCartney. Vediamo, siamo ormai a 20 km dalla conclusione con il numero 157, è Fortunato Bagliani. Gli uomini del dottor Gianni Savio si stanno mettendo in grande evidenza. Sì, cercano un'azione, anche perché hanno perso Naudus, che era il velocista della squadra, si è ritirato, e quindi non avendo nessun velocista cercano una fuga, però adesso è molto difficile uscire, mancano meno di 20 km. Molto difficile, io direi impossibile, quasi. A meno che nel finale non ci sia un Schmill o un Merckx della situazione, insomma un uomo di grande classe, di grande cuore, di grande potenza. Ma qui è difficile anche se uno si chiama Schmill, anche perché la tappa parte la prima parte, poi ha rallentato l'andatura, sono tutti abbastanza freschi e quindi le squadre possono ancora organizzarsi. Adesso dovrebbe essere Girelli, corridore veneto di Verona della Selle Italia. Intanto in tribuna vedo Miozzo, che è stato un ottimo gregario, è stato direttore sportivo in attesa di ritornare nell'agonismo. Ora io vorrei coinvolgere, mentre con il numero 158 vedete ora inquadrato Alessio Girelli, io vorrei coinvolgere in un discorso tecnico sia Fondres che Cassani. Vorrei, mentre ritorniamo ancora sul leader della classifica generale del Gran Premio della Montagna, soffre per la caduta odierna. Allora, come impostano tatticamente lo sprint Cipollini, Svorada, Blailevens, Martinello, primo piano di Calcaterra e poi Svorada? Chi incomincia per primo? Cassani. Intanto vediamo la sofferenza di Kron, non vuole ritirarsi, vuole continuare la corsa, vedete che ha difficoltà col braccio sinistro, può darsi che ci sia anche una frattura, però questi sono i corridori che prima di mollare devono proprio non riuscire più a pedalare, quindi e d'altronde vogliamo applauso a ricordare tutti che quanti. se, come ci auguriamo, non si tratta di una frattura ma soltanto di escoriazioni, il corridore olandese ha la possibilità domani di una cronometro e poi del giorno di riposo. Auro. E c'è un'altra storia di sofferenza in coda al gruppo. Parra Pinto, il colombiano, ha accanto a sé ben 4 compagni di squadra: Giano, Castagneda, Alvaro González e Victor Peña. Il colombiano ha una sospetta frattura al polso, l'andatura è aumentata, siamo vicini ai 60 orari. È il 198. È il 198, esatto. E in un paio di occasioni a Giano l'ha letteralmente spinto per tenere la coda del gruppo, altrimenti
Parrapinto si sarebbe staccato. Ha accanto a sé ben 4 compagni di squadra. Ed ecco qua in coda al gruppo Parrapinto. Allora, Maurizio. Allora, io ho corso sia con Cipollini che con Svorada. Con Cipollini ho corso alla del Tongo, lo conosco bene. Lui preferisce essere portato agli ultimi 200 metri davanti perché lui è un corridore potente e preferisce fare la volata in questo modo. Quindi la sua squadra sicuramente lavorerà a fondo negli ultimi 2-3 km per riuscire a lanciarlo da davanti. Mentre Svorada, ho tirato anche delle volate a Svorada, però Svorada ha vinto poi dopo. Vinse la tappa di 100 al Giro d'Italia, sempre con un battibecco con Cipollini. Una squalifica. Una squalifica con Cipollini sempre. Svorada però la maggior parte delle volte lui preferisce avere il supporto della squadra per tenerlo nelle prime posizioni, poi lui preferisce arrangiarsi. In effetti la maggior parte delle volate che ha vinto Cipollini le ha vinte essendo lanciato dalla sua squadra, al contrario di Svorada che ecco che c'è Calcaterra che sta tirando. Svorada, come vi dicevo, preferisce essere portato davanti e la maggior parte delle sue vittorie l'ha fatto uscendo così nel finale, come del resto Blythe Evans, un corridore che è velocissimo e sa uscire negli ultimi 30-40 metri a una velocità fortissima. Come 40, sono loro i velocisti 40, puri, quelli che ti portano via una bicicletta nello spazio di 30-40 metri. Velocisti puri. Ecco, vedo bene anche 40 oggi, perché oggi è una tappa facile, i corridori sono andati piano e la parte finale è tutta pianeggiante. E penso che in questo giro ho visto soffrire 40 in quelle tappe dove il gruppo è arrivato in volata ma presentavano delle difficoltà. Lui lì non è riuscito a tenere gli altri velocisti e penso che oggi sia un osso duro. Allora, riassumendo, abbiamo 2 velocisti puri, vale a dire 40 e Blythe Evans, un uomo che fa le volate alla grande, alla Van Looy, alla Van Stenbergen, che ha bisogno dei compagni di squadra che guidano lo sprint Cipollini, uno Svorada che è in rimonta. Intanto continua la sofferenza di Parrapinto e il grande lavoro di Aggiano e di tutti gli uomini della Vitalizio Seguro. Sì, perché non può più alzare sui pedali, gli fa troppo male il polso sinistro e cercano i suoi compagni di tenerlo comunque in gruppo. Sempre Calcaterra, vedete anche gli uomini della Saeco, dapprima a 15 km all'arrivo, dapprima Calcaterra, Secchiari, Galletti, poi entreranno in scena Scirea, poi gli ultimi 2 dovrebbero essere Pieri e Biagio Conte, che dovrebbero essere loro a lanciare negli ultimi 200 metri Mario Cipollini. Ecco, vogliamo ricordare, vediamo se sei d'accordo, per questi 2 atleti, l'olandese e il colombiano, la sofferenza è indubbiamente molta. Cercano di poter arrivare al traguardo con la speranza che non si tratti di fratture. Perché? Perché domani c'è una tappa a cronometro, e una tappa a cronometro, chi non è interessato è un mezzo riposo alla classifica generale, è un mezzo riposo. C'è poi un riposo vero, fra 2 giorni si ritorna a correre, fra 3 giorni, quindi la possibilità di recuperare. Comunque grande coraggio, grande cuore. Sì, quando un corridore prende parte a una grande 6 corsa ore e tappe, mezzo di gara. Quando un corridore prende parte a una corsa a tappe, l'obiettivo è quello di fare il risultato, ma anche quello di concludere, di arrivare a Milano, di arrivare a Parigi quando fa il Tour de France. Io non sono mai arrivato nei primi in un grande giro perché non avevo le caratteristiche, non avevo recupero, quindi facevo una fatica terribile. Però anche il fatto di arrivare alla conclusione, di finire una grande corsa a tappe, era comunque un successo, un dire sono stato bravo, ho concluso una prova che avevo cominciato. E allora quando c'è una caduta, quando stai male, cerchi comunque di recuperare, di arrivare al traguardo, di arrivare in albergo, di chiedere aiuto al medico, al massaggiatore, al direttore sportivo, di trovare in quelle 12 ore di sonno un miracolo tante volte per ripartire il giorno dopo e comunque andare avanti. Ecco, io penso che bisogna applaudire tutti coloro che corrono, tutti coloro che fanno il Giro d'Italia, bisogna applaudire soprattutto gli ultimi, cioè quelli che fanno fatica, perché quando vinci è facile, ma quando non vinci, quando
Io mi sono trovato in tante occasioni, nel Giro di Francia soprattutto, che avevo l'unico obiettivo era quello di portare la mia bicicletta al traguardo. Non avevo nessuna possibilità di aiutare i miei compagni, non avevo nessuna possibilità di vincere, volevo solo arrivare. Ecco, io dico che quando non hai neanche la possibilità di vincere o di aiutare gli altri, ecco, allora lì ti va via il morale e tante volte lo trovi non so in che cosa, ma comunque riesci sempre a trovare qualcosa per andare avanti. Intanto il regista ci mostra le splendide ville settecentesche sul Brenta. Quella che abbiamo appena visto è il Cattaio. Siamo ormai a 15 km dalla conclusione con il gruppo compatto. Sì, sempre gli uomini della Saeco, Valli e Valli. Eccolo qua, Parra Pinto, fratello di Fabio Parra, che è stato uno tra i più grandi scalatori colombiani. Maurizio? Volevo far inquadrare il casco, perché se guardate bene il casco è rotto, avrà picchiato la testa e un'altra volta, lo ripeto, il casco è importantissimo, si sarebbe fatto male anche lui alla testa. È una fortuna adesso trovare questi caschi che riescono a attutire il colpo e sono anche leggeri, bisogna far portare il casco ai bambini fin dall'inizio. E difatti sono fatti in modo che quando tocchi terra si rompe, si spacca il casco, si crepa, però salva la testa. Vogliamo riproporre, appunto, se la regia può riproporci questi due tipi di caschi. Ce n'era uno molto pesante, quell'altro giallo usato da tuo cugino Conti, giallo molto più leggero. Ecco, questi sono caschi che potremmo chiamare integrali, con questo finale diabolico. E poi vediamo quei caschi che mi sembra vengano usati dalla Lampredaiki. Questi erano sempre... Ecco, questo intanto il corridore che sta dietro, il corridore della Saeco, c'ha il casco tradizionale, il corridore che sta dietro... Il caschetto tradizionale è quello che usavano i Pistard. Sì, che sta dietro a questo... Ecco, questo qui, vedete, questo è il casco tradizionale, il casco danese veniva così definito. Bisogna dire che ha meno... Ecco il casco di cui vi parlavamo in precedenza e lo porta il fratello minore della maglia rosa. Quindi abbiamo tre tipi di caschi. Qual è il più sicuro, anche se è il più pesante? Maurizio? Sì, beh, sicuramente, sicuramente quello integrale. Io ti ricordo, fui uno dei primi corridori a passare al professionista a portare sempre il casco. Logicamente allora si portavano quei caschi, come abbiamo visto, quello di Galletti, quello bianco, tipo alla belga. Poi sono usciti questi caschi integrali, all'inizio erano un po' pesanti, soprattutto con il caldo davano fastidio, però adesso l'hanno alleggeriti e areati, quindi io direi che sicuramente è molto più sicuro questo tipo che vediamo, questo tipo integrale. Questo è l'ex maglia rosa Moreni, che è rimasto coinvolto nella caduta che il regista vi ha riproposto più volte, quell'uscita di strada contro l'automobile. Midi spot. Si sente quando è estate. E ritorniamo in cronaca diretta. Eccoci qua con gli uomini della Mobilvetta in testa al gruppo. Mobilvetta, Polti, Saeco, tutti gli uomini dei velocisti in testa al gruppo, mancano ormai una decina di chilometri alla conclusione e qui invece siamo in coda al gruppo con i corridori che soffrono come Parapinto e Cron. Si viaggia a 50 all'ora a questo punto? Si viaggia a 50 all'ora, la velocità aumenta sempre, vedete proprio come ci sia la bagarra per prendere le prime 15 posizioni. Si va a 52, 53, 54 all'ora. Rapporti? Qui si va a 53-13, 53-14 per chi va agile, ci sono anche corridori che vanno a 53-12. 50 km all'ora, 11 km alla conclusione, gruppo compatto. Queste le informazioni che ci arrivano attraverso Viasat. Eccoci al traguardo dei 10 km. Come sono gli ultimi 10 km? Sono abbastanza belli, ci sono poche curve, l'ultima è a 1100 metri dal traguardo, una curva d'angolo retto a destra, poi gli ultimi 1100 metri molto belli, larghi per arrivare qui. Auro. Sì, c'è fermo Dario Frigo, gli è entrato un fazzoletto nella ruota posteriore, è fermo assieme a due compagni di squadra, magari Alessandro è dietro di me e sta vedendo meglio la scena. Eccoli. Attenzione perché Frigo
è in classifica generale ben piazzato. Casagrande è la maglia rosa con 51 secondi su Di Luca, 1,39 su Noè, 1,39 su Garzelli, 1,40 su Frigo. Attenzione, è un momento molto importante. Fabretti. Sì, io cerco di aspettarli, sono insieme al gruppo ma mi fermo, naturalmente li aspetto così vedo anche con chi è Dario Frigo. L'ho atteso Fincato, però adesso agli è 10 metri indietro e mi sembra che anche Petacchi lo abbia atteso, però adesso si stanno staccando perché lui è riuscito a prendere la scia dell'ammiraglia della Panaria. E si viaggia ormai a 60 all'ora in questo momento. Qui va non a 60 è pericoloso, basterebbe... noi abbiamo visto che guidare un'ammiraglia in corsa è di una difficoltà incredibile. Basterebbe una piccola frenata. E ci vai dentro. Dovrebbe essere Peron. Peron che è stato campione del mondo nella 100 km a cronometro. Solo che non riesce ancora a dargli il cambio perché va talmente forte Dario Frigo, ha paura di rimanere attardato. Ecco, adesso Peron va in testa e lo porteranno dentro, lui e Fincato che è in terza posizione, Frigo in seconda posizione. Auro, puoi riepilogare la meccanica dell'incidente? Ma è stata una scena molto strana. Io ho visto Frigo a bordo strada con questo fazzoletto, questo foulard che era incastrato nella leva posteriore dei freni, cioè tra i freni e la ruota posteriore. Non so se sia stato lanciato da uno spettatore, perché sinceramente un fazzoletto rosso o un pezzo di bandiera, qualcosa del genere. Tante comunque. volte Stanno rientrando, però li vedo già dietro di me. Tante volte ci sono appunto fazzoletti o anche fogli di carta che con il vento del gruppo si alzano e tante volte vanno a finire proprio nelle zone meno appropriate o nelle rottilline del cambio o pronto nello spazio tra freno e tubolare, e quindi sei costretto a fermarti perché sennò non vai più avanti. Galloschi in testa, sentiamo la versione di Fabretti. Sì, ormai pochissime decine di metri dividono il gruppo dai tre, cioè da Dario Frigo, Andrea Peron e Marco Fincato. In questo momento Dario Frigo riesce a rientrare in gruppo. Bisogna dire un lavoro straordinario soprattutto di Andrea Peron, in seconda posizione poi Dario Frigo, ben coperto da Marco Fincato. Hanno fatto un vero e proprio sprint, nel giro di pochissimi secondi sono riusciti a rientrare nel gruppo, un gruppo che comunque viaggia sempre intorno ai 55 km/h. E intanto vediamo, complimenti al terzetto, siamo a 8 km dalla conclusione, Paolo Valotti nelle prime posizioni. Mobilvetta, ecco che non pago di essersi riportato in gruppo. Frigo, uomo di classifica, non vuole rischiare ancora e si porta in testa. Grande lavoro, abbiamo già ricordato che Frigo in classifica generale è quinto a 1,40, non può compromettere la classifica generale per un banale incidente, non vuole rischiare e si porta in testa. Anche perché l'anno scorso cadde nella tappa di Rappallo, cadde in discesa, si ruppe la clavicola ed era terzo in classifica generale. Un Frigo completamente trasformato quest'anno grazie ai consigli di Giancarlo Ferretti. Penso che sia il direttore giusto per lui, un corridore abbastanza timoroso, un corridore che ha faticato un po' a inserirsi nel mondo professionistico, è stato comunque molto bravo un po' di anni fa quando era nella Saeco, quando aiutò Ivan Gotti a vincere il suo primo Giro d'Italia. L'anno scorso era compagno di squadra di Savoldelli ed era una bellissima coppia, poi Savoldelli è arrivato secondo e lui, come ho detto prima, è stato costretto al ritiro. Sono due i Frigo ma non sono parenti. Fulvio e Dario. Fulvio no, non sono parenti. Eccola il campione del Belgio che si trascina Svorada. Le caratteristiche di Svorada che ha avuto l'anno scorso, è stato coinvolto in un gravissimo incidente che lo ha colpito profondamente, sembrava addirittura che fosse intenzionato ad abbandonare l'attività. Voleva smettere e si è dato come ultimatum questo Giro d'Italia, perché l'anno scorso nel mese di giugno San Romà in una corsa in Spagna urtò nella ruota di Svorada, non per colpa di Svorada assolutamente, ma fu San Romà che fu troppo deciso nell'entrare in questo varco e purtroppo San Romà perse la vita. Rimase scioccato Svorada da questo incidente, voleva addirittura smettere l'attività
e grazie al Pietro Algeri, a Saronni, è riuscito comunque a ripresentarsi in gruppo, e in questo giro ha già fatto molto bene perché ha vinto una tappa e oggi è in lotta per vincere una seconda. 49 km all'ora. Nella precedente immagine abbiamo visto anche oggi tanta folla, ma quello che conforta è vedere l'educazione, la sportività del pubblico. Bravissimi! Veramente, perché basterebbe un atto di un incosciente per causare una caduta generale, invece di solito quasi sempre la gente è comunque ordinata dietro in zone tranquille e sicure. Ma nel Veneto il ciclismo è uno sport di grandi tradizioni. Ci sono tanti veneti, oggi dobbiamo ricordare Silvio Martinello perché per la prima volta arriva a Padova, lui arriva a Padova con una tappa del Giro d'Italia e vuole fare la volata. Martinello. 5 chilometri alla conclusione, ormai non si può perdere tempo in altri tatticismi. Gli uomini della Farfrit e della Française des Jeux nelle primissime posizioni. Farfrit per McKeven, che fino a questo punto ha deluso, non ha ottenuto nessun risultato, solamente sesto nella tappa di Terracina. Mentre McKenzie ha fatto una cosa grandissima. Sì, è andato in fuga dopo 18 km, il corridore australiano della Linda McCartney, ed è riuscito ad arrivare. Sempre gli uomini della Farfrit. E dobbiamo dire che evidentemente questo menù vegetariano fa bene. Non fa male, perché poi... Ma tu dici che quando sono in camera da soli nessuno li vede? Solo loro lo sanno. Non si mangiano qualche bella bistecca. 4 km all'arrivo, sempre il gruppo allungatissimo, 53-54 all'ora. 10. Ormai siamo in vista della volata finale di questa 10ª tappa di lungo chilometraggio, 248 km dalla Toscana al Veneto, da San Marcello Pistoiese a Padova in Prato della Valle, ormai diventato tradizionale traguardo di tutte le corse che si concludono qui a Padova, il Giro del Veneto, che è il fiore all'occhiello della Padovani, quindi, e naturalmente di Raffaele Carlesso. Eccoci con gli uomini della Farfrit. Che possibilità ha McEwen? Non ne ha tante, o almeno se è quello di qualche giorno fa non ne ha nessuna, però può crescere. Attenzione, Dirksens, il campione del Belgio, incomincia a portarsi nelle prime posizioni, fa da apripista per gli uomini della Lampredijken. In seconda posizione Dirksen, e poi c'è Missaglia, Piccoli e Svorada. Svorada in quarta posizione, non vediamo ancora Cipollini, non vediamo ancora Blythe Evans. Cipollini comunque è intorno alla 10ª posizione, ha davanti a sé 3 compagni di squadra, Scirea, Pieri e Biagio Conte. E li vedete sulla destra, incominciano a cercare un varco. Dall'altra parte evidentemente c'è il vento, perché tutti cercano di portarsi nelle prime posizioni. Sulla destra gli uomini della Fassabortolo eccoli qua, sempre Dirksens, il campione del Belgio, in testa. 3 chilometri all'arrivo, sempre Dirksen, cominciano ad avanzare, cercano di portarsi avanti anche gli uomini della Polti. Uomini della Polti che hanno 2 uomini, è ancora tutta una tattica da studiare, tutta una tattica da inventare. Sarà Blythe Evans o Martinello l'uomo da lanciare in questo sprint? Ma probabilmente faranno 2 volate distinte. Blythe Evans cercherà di mettersi alla ruota di Cipollini e Martinello in qualche altra ruota. C'è anche 40 davanti. Nelle prime posizioni Ivan 40, ma è sempre il campione del Belgio in testa al Cuneo. Non aumenta l'andatura, fanno fatica i suoi compagni di squadra a rimanere nella scia del Fiammingo. E a proposito dello sprint di Dirksen, ci ha confermato il telecronista della televisione il belga che questo Giro d'Italia è seguitissimo in Belgio, con uno share che sfiora il 50%. Sempre Dirksens allungato tantissimo, 55 orari, non è facile stare in testa, e poi per così tanto, veramente bravo per Dirksen. In seconda posizione c'è il suo compagno di squadra Piccoli. Ed eccoci ancora con Dirksens che si volta, cerca il compagno. Siamo a 2 chilometri dalla conclusione, ricordiamo in Prato della Valle qui a Padova. Siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro, sempre gli uomini della Lampredijken in prima posizione. Ora vedete in testa Missaglia, Gabriele Missaglia, vincitore di un Giro della Malesia.
testa a testa tra gli uomini della Lampredaikin e quelli della Saeco Valli e Valli, vale a dire Svorada e Cipollini che hanno messo a fondo in testa al gruppo i propri compagni di squadra. Mi sembra che parta Fontanelli. Ed è Fontanelli, il romagnolo Fontanelli, che cerca di sorprendere tutti, ed è con il numero 138 scatta Fabiano Fontanelli. Pochi metri di vantaggio, ha tentato di sorprendere i velocisti che erano impegnati a controllarsi. Siamo all'ultimo chilometro, pochi metri di vantaggio, può farcela Fontanelli? Penso di no, perché ci sono ancora 900 metri e il gruppo adesso è allungatissimo. Sono gli uomini della Saeco che hanno preso il comando con 4 uomini. In quarta posizione c'è Cipollini, Scirea, Biagio Conte, Pieri. Comunque ottima l'iniziativa di Fontanelli, l'unica tattica possibile era cercare di sorprendere le squadre dei velocisti, i leader di questa specialità, tentando di sorprendere. Infatti chi va a inseguire il fuggitivo perde sicuramente, ma Fontanelli viene ripreso. Eccoli, si rialza, lo vedete sulla sinistra, sono i rossi della Valli e Valli in testa al gruppo, sono ormai ai 200 metri ed eccoci con 40 che vince poi Svorada, poi Cipollini nell'ordine e poi si è piazzato Zanotti. Ecco l'ordine d'arrivo: Ivan 40, poi Svorada, Cipollini e Zanotti. È stata una volata stupenda quella di 40, è partito con una rabbia incredibile, un'accelerazione. Mi sembrava il 40 di Cesenatico dell'anno scorso, quando partì nella stessa maniera, veramente bravo. Seconda vittoria al Giro d'Italia per Ivan 40. Mentre vediamo che si è rialzato stremato per il lavoro svolto Alberto Ongarato, enfant du pays. Allora 37.239 la media, 6 ore 48 primi 7 secondi il tempo impiegato, mentre la regia ci ripropone questo finale che ha visto veramente, eccolo qua, una rimonta di grande potenza, una rimonta di grande abilità, veramente va a doppia. Vedete 40, Cipollini che lo ha guardato incredulo forse della velocità dello sprint di 40, Cipollini, Svorada e poi Zanotti in quarta posizione. Rivediamo lo sprint, Ivan 40 che ricordiamo è stato campione del mondo della velocità, anche Saronni viene dal mondo dei pistari, è stato vice campione del mondo. 40, vittoria grandiosa, non ci sono discussioni, non ci sono possibilità, e passiamo subito la linea al processo alla tappa. Claudio Ferretti, a te. Fra poco passa il giro, è un po' che mi ha lasciato, è come un corridore, quasi quasi mi ritiro, mi chiudo in questa stanza perché la tua presenza, malgrado passi il giro, devo dire che mi manchi da morire. Fra poco passa il giro, io ci speravo tanto, è come un corridore che non vince, c'ho anche bianco, però sinceramente non me ne frega niente. Fra poco passa il giro e in casa solo io non ci resterò. Fra poco passa il giro, è un po' che mi ha lasciato, è come un corridore, quasi quasi mi ritiro, mi chiudo in questa stanza perché la tua presenza.
Buongiorno dal Giro, buongiorno da Padova, la più classica delle tappe di trasferimento, il verdetto della volata, Ivan 40 e non Mario Cipollini. Dopo il verdetto della salita ieri all'Abetone, Francesco Casagrande alla grande in maglia rosa, prima del verdetto del cronometro di domani, che ancora ovviamente non è dato sapere. Nelle pieghe della corsa monta intanto la polemica tra l'asso gruppi, e cioè i gruppi sportivi, e gli organizzatori del Giro d'Italia. È stata pronunciata ieri, anche qui naturalmente al processo alla tappa, una parola, cogestione. Che cosa chiedono i gruppi sportivi? Anche naturalmente una maggior fetta nella distribuzione dei diritti televisivi. Di tutto questo abbiamo parlato ieri, continueremo a parlare oggi, perché qualcosa nel frattempo è cambiato, il tiro è stato aggiustato, è più mirato, e oggi si parla di silenzio stampa, ma nei confronti soltanto dei quotidiani della stampa del gruppo RCS e della RAI. Io vorrei far vedere ai nostri telespettatori che cosa significa questo silenzio stampa, e non soltanto il silenzio stampa. Per esempio, ma questo lo sapevamo già ieri, i corridori non si presentano al podio per la premiazione, per la vestizione delle maglie. Io voglio assolutamente porre una prima domanda a Moreno Argentin, che è il rappresentante dell'Asso Gruppi. Poi penserà naturalmente Candido Cannavò, direttore della Gazzetta dello Sport, a prendere le parti del gruppo RCS, ma io mi chiedo che cosa c'entra Moreno la RAI in tutto questo. È parte in causa? Ma a noi ci dispiace che succede appunto nei confronti della RAI, perché abbiamo sicuramente da elogiarla per quello che fa per il nostro ciclismo e anche per noi gruppi sportivi, però io mi auguro che sia compresa questa nostra protesta. Moreno, devo subito interromperti. Allora, intanto c'è la premiazione della maglia blu dell'Intergiro, dei traguardi dell'Intergiro. È prevista questa premiazione? Non è prevista? Perché francamente già ieri abbiamo vissuto in diretta una specie di spaccatura. Questo corridore non fa parte della nostra associazione, neanche quella internazionale. D'altronde all'interno di tutte le componenti ci sono dei battitori liberi, e probabilmente questa squadra è una squadra francese, e Guidi corre per una squadra francese, quindi la Française des Jeux, quindi non ha niente a che fare con noi. E naturalmente vorrei far presente che stiamo portando avanti le battaglie anche per loro, non è che questi qui ne gioveranno sicuramente se si riuscirà ad arrivare a qualcosa. Voglio tornare al discorso della RAI. Noi non abbiamo niente sicuramente con la RAI, con l'ente, soprattutto questa grande azienda che ha sempre fatto grandi cose per il ciclismo, però speriamo di essere capiti come noi capiamo loro quando hanno le loro rimostranze da fare. È l'unico strumento che abbiamo, uno dei pochi strumenti di pressione, e cerchiamo di esercitarlo. Moreno, da parte mia tutta la comprensione possibile e immaginabile, ma io francamente continuo a non capire. Se posso capire, ma qui c'è il direttore della Gazzetta dello Sport per risponderti, che gli organizzatori e in un certo senso il gruppo dell'organizzazione è parte in causa, francamente continuo a non capire cosa c'entri la RAI e cosa c'entrino i telespettatori in tutto questo, perché togliamo ai telespettatori un diritto legittimo, e noi ci permettiamo di sottolineare che se da oggi in poi fino alla fine del Giro, ma noi speriamo che tutto questo rientri naturalmente, non avranno i pareri in diretta dei corridori subito dopo la tappa, la colpa non è nostra. Ma io credo che i tifosi ci comprenderanno, e credo che siano quelli meno penalizzati, perché garantiamo la corsa, una corsa regolare con tanto agonismo. Ci rimettiamo anche noi, perché su questo gioco dobbiamo dire che ci rimettiamo visibilità, ci rimettiamo spazi nella stampa, quindi non è che... Un minuto di ritardo del gruppo. Ripetiamo il cartello dei meno 20. Al comando in 8, Di Luca, Gutierrez, Lanfranchi, Vito Parra, Axel Merckx, Castelblanco, Chiandri e Filippo Casagrande.
velocità elevatissima per l'uomo in testa. Che tra poco verrà rifatto lo sport. Curve contro curve, infatti è una caduta, eccola qua. Numero 75 Gutierrez, comunque prontamente ripartito. Anche Merckx, eccolo qua, lo fanno vedere, Merckx è scivolato. Anche Merckx è scivolato. Comunque è ripartito il 75 Gutierrez. Intanto sono rimasti 4. Gutierrez ha ripreso. Sono rimasti 4. Poi sta rientrando di nuovo Parrafitto. Allora, Casagrande, Giandri, Luca, Lambrani e Parrafitto, che sono i 5 uomini in testa. Poi Altenberg, eccolo qua, ha ripreso e cerca di ritornare sotto. Il precedente era ripartito numero 75. Sono attentamente, attenzione. Mentre la coppia della Chielme non è ancora rientrata, ovvero il numero 73 Castelblanco e il 75 Gutierrez non si sono ancora accodati. Anche Merckx cerca di entrare su primi, intanto se ne vanno in due. Di Luca e Pippo Casagrande. Di Luca e Pippo Casagrande aumentano il ritmo, strettamente il loro vantaggio. A lungo dei due, Pippo Casagrande e Di Luca.
imprenditori si stanno avvicinando ed è Pizzo Parra che conduce. Quindi il gruppo è sempre guidato dal nome del Mercatone 1 Alfa. Della corsa per dare conclusa l'operazione. Eccolo qua Merce che è ultimi 10 km, eccoli qua, con i 5 che passano sotto il cappello in questo momento. E i 2 stanno per agganciarsi in questo momento. Non è ancora avvenuto l'aggancio, comunque sono a pochi metri. Comparando il castello di meno 10. Anche Merce ha superato il castello di meno 10. 23 secondi per Merce, il suo ritardo. E Merce che cerca sempre di rientrare 9 al termine. Merce comunque sempre una ventina di secondi. Trova in piazza del Roma partenza alle ore 13. Magari domani Prato a Vettore chilometri
De Castelblanco che conduce a 8 al termine. Riduce il ritardo di Merckx, 15 secondi. Adesso il gruppo a 48 secondi di ritardo. Vediamo che Merckx ha ridotto a 15 secondi il suo ritardo. Mentre in questo gruppo sono gli uomini della Saeco Valle Valli a condurre il seguimento. E Secchiari a condurre. Meno 7. Gutierrez, Lanfranchi, Barrapinto, Castelblanco, Siandri, Casagrande, Filippo, Roma in testa. A meno di 5 secondi al
Mario Di Luca, mentre il gruppo è guidato dagli uomini della Trembo, Vadi e Vadi. In questa tappa lunghissima stanno per concludere la loro fatica gli uomini in testa. 45 secondi di ritardo del gruppo a meno 4 dal termine. Gli uomini della Prego Vadi e Vadi. Mentre in testa è passato a condurre Parra, portacolori del Invece Scuro, meno 3 al termine. Poi Di Luca, Vittoria Tappa di Pesci, poi Castelblanco, nel comando 43 secondi. Conduce Vito Parra, colombiano, numero di gara 198. Tutti assieme. Castelblanco, meno 2 al termine. Castelblanco, Di Luca, Gutierrez, Vito Parra, Tipo Casagrande, Massa Ciandri, Lanfranchi e Merz. Tra poco arriveranno al largo dell'ultimo chilometro. Promettiamo sempre che Gutierrez è virtualmente il leader della classifica generale. Attenzione, attacco di Merz. Vediamo un attimo la conferma. Attacco di Axel Merz, numero di gara 129. Sta per arrivare al cartello dell'ultimo chilometro, eccolo! L'ultimo chilometro per Axel Merz. Attacco di Axel Merz, numero di gara 129. Continua la marcia di Merz, ancora nessuno si muove. Continua ancora. Axel Merz ormai è qua sotto di noi. Ancora Merz. Attenzione, eccolo qua. Axel Merz. Vittoria di Axel Merz. Eccolo. Axel Merz. Vittoria! Con lo sprint! Questo caso dovrebbe essere Maximiliano Ciandri e al terzo posto Pippo Casagrande.
vittoria di Merck, attenzione agli esibitori. Attenzione. Terza vittoria per la sua carriera e prima vittoria stagionale per Axel Merck. Sesto Di Luca, settimo Pinto Parra, poi Castelblanco. Questo è l'ora d'arrivo ufficiale, ripetiamo, vittoria di Axel Merck, terza vittoria della sua carriera, prima vittoria stagionale. Axel Merck, nato l'8 di agosto del 72. Allora attenzione, il gruppo è stato battuto da Conte davanti a Duma, quindi ripetiamo, Merck, tempo di gara 7 ore, 50 primi e 25 secondi, pensate quasi 8 ore di gara, media 33 e 800, secondo Max Siandri che ci aveva riprovato anche ieri, nulla di fatto, ieri l'altro, poi il terzo Filippo Casagrande, quarto Lanfranchi, quinto Gutierrez, sesto Di Luca, settimo Pinto Parra, ottavo Castelblanco, nono Biagio Conte che ha battuto il gruppo degli esibitori. Attenzione, eccolo sul palco, Axel Merck, eccolo, prima vittoria stagionale, terza vittoria della sua carriera, portacolori della Mapei. Attenzione che non sono ancora conclusi gli arrivi. Premio al vincitore, premio Telecom per Axel Merck. Axel Merck che, ripetiamo, prima vittoria stagionale, terza vittoria della sua carriera. 6 secondi di vantaggio su Siandri. Siandri ha chiuso il secondo posto con 6 secondi di ritardo, al settimo posto Pinto Parra 8 secondi di ritardo, Biagio Conte ha battuto lo sprint di gruppo con 44 secondi di ritardo. Finale straordinario, finale eccezionale per Merck, pensate, è scivolato, è caduto, è rientrato, poi dopo aver respirato per un attimo è ripartito ed è giunto qua in solitudine andando a cogliere la sua prima vittoria stagionale, terza vittoria in assoluto della sua carriera. Axel Merck, figlio del grande Eddie, è nato l'8 agosto del 1972, gareggia per la Mapei. Ripetiamo il tempo di gara, 7 ore, 50 primi e 25 secondi, media 33 e 800. Delle premiazioni. Ripetiamo.
assieme al babbo, assieme al papà. Eccolo, il grande Eddie Merckx sul palco in veste di giornalista che va a intervistare il figlio Axel, quadretto familiare straordinario, con il grande Eddie che va a intervistare il figlio. Attenzione, intanto dobbiamo ancora attendere l'arrivo di altri corridori. Ed ecco la nuova maglia rosa, Gutierrez della Kelme Costa Blanca, nuovo leader assoluto, maglia rosa con l'insegna della SAT. L'uomo della Costa Blanca, numero 75, José Enrique Cataluña Gutiérrez, spagnolo, classe 1974. Nella fuga odierna, al termine di questa fuga, ha colto anche la maglia rosa di leader assoluto. Questa mattina la partenza aveva 14 secondi di ritardo e quest'oggi è andato a guadagnare la sua prima maglia rosa. Eccolo, Gutierrez sul palco, maglia rosa con l'insegna della SAT.